Non abbiamo fatto la discesa delle scale di Sanremo perché loro sono qua sempre, quindi sembrava inutile. Nel senso che comunque da là scendono persone che comunque non vengono quasi mai. Quindi oggi è arrivato il giorno della registrazione con il Giardino dei Semi. Vedi? Pernacchiata. Che te devo dire? Questo è il famoso Roscio Malupino. Conosci il Roscio Malupino, sì? Guarda che non taglia niente. Che guarda, lo so che non taglia niente. Se tu conosci il Roscio Malupino, lo pesi e lo soppesi. Al primo peso gli metti insomma quello che va. Al secondo peso gli metti quello che lui pensa di valere. Praticamente tu sai perché sta balanza ma sembra così. Questa è la stanza, eccola qua, vedi? Eccolo qua. Questo è lo spartito originale di Monastere Santa Chiara, proprietà della casa editrice La Canzonetta, successo internazionale, vedi? Con tutto il... Di là ci sono i lupi che urlano. Insomma, questo è una cosa molto bella e li stiamo collezionando un po' tutti. Beh, il resto lo ascoltiamo dopo. A dopo, Ciao. Giardino dei Semi per Luigi Ribra, Monastero di Santa Chiara. Canzonetta. Dovrebbe essere questa. Questo. Come fatto prima? No, questo sono i capiti. No, questa cavolo l'avevo considerato. Ok, non ti fidi che... No, non avevo considerato questa. No, perché sentivo basso, se non vai impiccata alla Caolina. No, guarda no. Se non fa la Caolinaccia. Dai. È chiaro. Allora chi fa che sta? Riproviamolo. Vediamo chi si trova meglio. Lo facciamo per una volta. Allora capite come attacca? Vediamo a chi viene più facile. Monastero Santa Chiara. Luciano, e tu trovati la tua, io mi trovo così bella qua che e tu trovati la tua, Luciano si trova bella qua su. Allora facci 3, 4, Monastero Santa Chiara. questa è bella adesso. Monastero Santa Chiara. E ti fai perfetto. Rimanetelo comandante. E la U è a calante. infatti. Quella ci butto la sigla. Monastero Santa Chiara. Hai ragione. Qua. Vabbè, rifamo. Nelle gambe rotte. Questo va benissimo a nudo, Questo è perfetta. È venuto, Lui tu l'hai capito questa cosa? Che è venuto? L'hai capito cosa vuol dire questa parte di testo? Quante femmine sincere si perdevano all'amore, si sposavano a Gesù, che facevano? Facevano la vita. No, si facevano monaco. Facevano monaco che se perdevano l'amore. Si sposavano a Gesù. Era tu contrario. No, tutto bene, si Ma che facevano vita monaco. facevano queste? No, io avevo capito invece. Una vita monacale, volevi dire, i figli Brava. Esatto. Vai, vai qui, vai. Non ci distraiamo, dai! Facevano la vita, facevano bellissimo. Strano, È così, è sincero. Allora, dobbiamo dire che questa cosa tra duetti e duetti è una cosa fortissima. Fortissima perché non è facile per un ragazzo oggi portare avanti un progetto del genere, un progetto dove ti trovi dentro con tanti artisti di livello, artisti che veramente hanno fatto delle cose superbe nel loro periodo importante della... Ti posso interrompere? Guarda, 14 anni conosco Luigi Libra, rosso, simpatico. Avevi capito? Hai capito?
però era simpaticissimo, era un bravissimo ragazzo, aveva delle grandi qualità, ascoltava molto, ecco, lui ascoltava, quando tu parlavi ascoltava, perché pendeva dalle labbra di quelli che secondo lui erano, non so, dei dinosauri della musica, e questa cosa mi è rimasta impressa, e lui è stato capace, con questa sua grande qualità, la capacità di ascolto, di crescere negli anni fino ad arrivare, come ha detto Tommy, a realizzare questo straordinario lavoro con altri artisti incredibili, devo dire, perché anche io stesso non immaginavo che lui riuscisse a reggere il grande confronto, invece non solo lo regge, ma ci fa veramente una gran bella figura. Anche perché qualitativamente lui si confronta con dei nomi che effettivamente hanno dato e danno ancora alla musica leggera italiana, ed effettivamente è un po' complicato metterli insieme per chi, per i propri impegni e per altre cose, anche per vedute diverse artisticamente per quanto riguarda. Lui li ha accomunati bene insieme, perché la canzone classica napoletana in effetti non è che mette in disaccordo artisti, anche quelli che gravitano in un tipo di genere più particolare, tipo l'hip hop, l'R&B o altri generi, si sono confrontati. Non credo che ci siano, però nel caso di Alina, che è una cubana e praticamente ne fa della sua forza la musica della sua nazione, del suo paese, si è trovata molto bene a suo agio anche lei, ed effettivamente Luigi non è che scompare al confronto di un Albano Carrisi che ha una canna rivelata proprio spaventosa. Lui a suo modo, con il suo modo di interpretare, non scompare nemmeno attraverso i nostri falsetti. Lui riesce a starci bene, ci sta, non è che scompare. Ci tentava a fare i falsetti. Possiamo metterci d'accordo? 1, 2, 3, bravo lì, bravo, voglio fare sto fatto, voglio fare. Vai. Allora, 1, 2, 3, bravo Libra! Magari